Jasmine. Ciao. Jasmine, perché io ti piaccio? Perché ti piace a me? Perché tu piaci a me? No, perché io ti piaccio. Tu a me piaci. Eh sì, perché tu mi hai guardato da lontano, hai fatto così, io ho detto, sono venuto. C'è stata una connessione tra di noi. Un tipo eye contact. Sì, ma spiegami, ma che cavolo vuoi dire constant? Allora, come ti spiego, Jasmine? Cioè, allora ti spiego subito, no? È inutile che fai finta. Finta non puoi farlo. Allora, possiamo sposarci e avere figli se vuoi. Wow! No, devi metterlo l'anello. No, ma io non metto anello, io metto altro. Faccio un bello scopatta con mia ragazza. Tutto. No, ok. Allora, l'ultima domanda. Allora, perché ti piace venire alle serate latine? Non mi piacciono le serate latine. Ma che non ti piacciono? Vado via, vado a un club, hip hop, trap, afro. Ah, ok. È triste, eh? Oh, mamacita, grazie. Allora, dall'1 al 10, come tu cataloghi il costume? 11. Ottimo, allora, puoi dire al costume che Prometeo ha fatto un ottimo lavoro e che ci devono pagare tanti soldi dopo? Allora, Custom, avete fatto un lavoro ottimo, come una seconda casa per me, ma non pagateli di più, cioè, almeno tu non te lo merita, gli altri sì, no. Talia! Ma tutto pro bono. Ok, siamo al costume, ho trovato la Giulia veramente che mi fa proprio wow, complimenti ragazza, da panico. Allora, ti faccio una domanda prima, per te il costume, no cazzo, costume, Non sapete il pericolo che correte. costume, dall'1 al 10, come ti sembra? Bello. Bello? Spacca. Sì, ma dammi un numero. 8, 9. No, facciamo 15. Ok, va bene. Allora, tu questa serata, cosa alla fine della serata? Cosa che tu vuoi? Spiegati meglio. Voglio bere. È un Dato perché ho detto che... Dici quello che chiediamo. Che cazzo ha detto? Ti piacciono i giovani, fresche? No, io sono una persona veramente libera alle questioni economiche pubbliche e private. Va bene tutto. Basta che non mi danno dietro però. Basta che? Basta che non siano dietro di me. Io avanti, tu. Giulia, io vedo che ti stai godendo la serata, ti ringrazio molto, perché lei ci segue la nostra pagina, ha detto che facciamo panico, non si ricorda i nostri video, non se lo ricorda. Non è vero, Va bene. non me lo ricordo. Sì, descrivelo, Non è vero, non me lo ricordo. descrivelo, Non lo so. che io lo so. Te che ti scopavi una, non lo so. Dicevi che... Ah! Porca Dio di Mario, porca Dio. Sì, ma che cazzo? Mi ha pestato un dito. Tranquilla. È la mia migliore amica. Va bene, allora l'abbraccerò e le dirò, le hai pestato un pugno. Va bene? Allora, grazie Giulia, grazie veramente, sei bellissima, veramente. La vita sembra strana, però è veramente bella. Con noi, a te papito. Wow! Grazie papito. Giulia, sei una grande, sei una... Vado nascosto con mia ragazza. Là, sotto il ponte. Sotto il ponte, ma stai scherzando? Che lo che, coño? Io- Svegliati Io che dobbiamo dormo alla lavorare. stazione. Non ho capito un cazzo, però va bene, ok, vabbè, ci sta. Dominicano. Hablo español, claro que sí, mami. ¿Qué es lo que es contigo? Dame la luz. Non lo so, però io quiero todo latino. Ah, ok, está bien, ok, va bene. Ok, va bene, È la mia migliore amica. Sono fiera di lei. va bene. Porca Dio, Va bene, papito, chiudiamo qua, perché qua è paura. Al caso, papito, dale play, dale. Ok, papito, allora, prima cosa, com'è che ti chiami? Michael! Ok, Michael,
Cosa tu ti aspetti del Castrum questa sera? La figa! No, aspetta. Solo figa. Non è solo quello, bere, divertirmi, ballare, tutto quanto, buona musica. Prima o poi diventerai leggenda, papito. Sei sicuro? Yes sir. Allora, papito, ti faccio un'altra domanda. Ok. Tu pensi che sarai in grado di portarti 2 ragazzi a letto questa sera? Dipende chi. Perché se mi mostri quello davanti è un trans. Sei bravo a mentire. Mi piace. Va bene, per i gusti sono fatti i colori, quindi va bene, ci tengo. Quindi, allora una domanda, il Castrum come tu lo valuti? Dall'1 al 10? Il cazzo. Il cazzo. Il Castrum, no, il cazzo no, il Castrum. Qua, la Sì, festa ti tutta piace? Ti buona, sì. Lo consigli che vengano qua? Tutti vengono qua, piscine, tutto quanto, musica. Ok, ok, fra, come ti sembra il Castrum qua adesso? Perfetto, bro, perfetto. Niente da dire. Allora, dall'1 al 10 quanto gli dai al Castrum? 10. Cosa ti aspetti questa sera? Spaccare cosa? Tutto? Ballare, rimorchiare. Tutto a mangiare, ci sono troppo da mangiare. Bianche o nere? Non ho gusto. Cosa che te la dico? Non ho gusto. Allora, my name is Stefano. You? BK. Okay, nice to meet you, BK. Nice to meet you. Okay, bro, one question for you, okay? So che il mio inglese fa cagare, scusate. Italy? You like Italy? Woman Italy? So what? No, woman Italy. Yeah, vecchio! Yes! Motherfucker, yes! No, aspetta. Allora, perché ti senti attratta dai latini? Lo sguardo e il modo di fare. Ok. Va bene, ascolta, ma il Castrum, ok? Non il cazzo, è il Castrum. Cosa voi pensate che sia facile, vecchio? Capiscono solo cazzo. Dall'1 al 10, come ti è piaciuto? 11, ovviamente 11. Ritorneresti al Castrum proprio? 100.000 volte ritornerei. Allora, questa sera tu vuoi finire con un latino questa sera? Sì, esatto. Tutte le sere vorrei finire con un latino. Ma stai scherzando? Perché mi... Vabbè, dipende dalla persona, ma comunque con un latino è molto meglio. Grazie mammita, grazie. Ok, ci vediamo papito, dale break, ok. Ok, siamo qua al Castrum. Bro, scusami, come che ti chiami? Mi chiamo Balifigo. Sì, io mi chiamo Brad Pitt. Incredibile qua. Allora, hai un bel outfit, veramente proprio, spaghi questa sera. Allora, dall'1 al 10, bro. Dall'1 al 10, come ti sembra il Castrum? Il caso qua è incredibile perché le fighe fanno assaggiare, quindi c'è poco da dire, capisci com'è? Vogliamo martellare. È una follia assoluta. Quindi, soprattutto che c'è bello figo qua stasera e spacchiamo di brutto. Ok, allora tu vuoi martellare fighe bianche solo? Fighe bianche, solo fighe bianche, dai. Facciamo così, ho fatto un po' di fighe nere, quindi adesso mi serve bianca. Wow, leader! Un po' lui, tranquillo. Sta chiamando il cammello il pazzo. Il cammello. Li vendo poi, Bravo? Li vendo poi i cammelli. Vendi i cammelli? Certo che li vendo. Allora, perché i ragazzi devono venire al Castrum? Basta vedere. Basta vedere. Wow, leader! Wow! Allora, tu di dove sei? Io tunisina. Ti devo dire una cosa, ti devo confessare una cosa. Sono il prete, confessa quello che vuoi. Possiamo sposarci dopo? Io non mi sposo. No! Mi dispiace, hai toccato una parte dove... Allora saremo amanti. Amanti
va bene. Ok, va bene, già saremo avanti, dai. Grazie mille, vedi? Semplice, hai visto? Buon lavoro, Se ti disturbano, chiamaci. A posto? A posto? Allora, solo con Munir. Munir, ti posso fare un paio di domande per il custom, per favore. Allora, dall'1 al 10, quanto tu gli dai il voto al custom? Sincero? Sincero. Ma riguardo oggi o generalmente? Generalmente, anche oggi. Ti direi 9,5. 9, dai. Ritorneresti qua al custom? Sì, se mettessero più playlist magari lineari, sì, ti direi sì. Magari non mixate così un po'. Cioè, perché comunque oggi ho visto che facevano dei concerti, no? Ok. È già lì un po' secca, diciamo, perché poi magari mettevano delle tracce fighe, poi tagliavano. Ah, ok. Ok. Allora lì, riguardo oggi mi ha un po' tolto, diciamo, il voto per questo. Però generalmente ti direi 9,5. 9,5. Allora, papà, come le preferisci questa sera? Bianche o nere? Sincero? Sincero. Per me tutti i gusti per i gusti, sinceramente. Io te la dico così, tutti i gusti per i gusti. Basta che te la diano. Ma guarda, non rifiuto, sinceramente, non rifiuto. Bene. Okay. Grazie mille papà, grazie mille. Ok, al custom, grazie. Va. Siamo di Prometeo. Ciao Filippo, un piacere mio. Ciao, a posto, ciao. Ciao. Ti faccio una domanda. Perché ti piace tanto venire qua al latinoamericano, proprio Dembow? Perché la gente balla di più che nelle discoteche normali, c'è più vibe, c'è più vibra. Diciamo che c'è più adrenalina. Ok, allora ti faccio una domanda un po' piccante, ok? Allora, cosa aspetti in questa serata alla fine? Ah, io quello che voglio ce l'ho già, quindi sono a posto. Cos'è che ce l'hai? Sono qua in compagnia, tranquillo. Ah, ho capito, lui è innamorato, sei innamorato. Voglio solo divertirmi. Ok, solo divertirti. Allora, dall'1 al 10, come tu cataloghi il custom? Dall'1 al 10. 10. 8. 10. 10. Costa Rica. Corta. Ya está cortado. Ok. Vamos allá. Ok, finalmente he trovato uno di Costa Rica in Italia, papá. Exótico inigualable. Ahora lo faccio en español. ¿Cómo tú te llamas? Bueno, mucho gusto, yo me llamo Daniel Pura Vida. Daniel Pura Vida. Daniel, pero ¿qué es lo que te gusta a ti de las italianas? Papi, yo soy un hombre único, exótico inigualable. De italianos, esa sonrisa, esos ojitos hermosos, ¿usted me entiende? Ah, ¿Sabes lo que hablo? Ok, pero ahora, una pregunta más. Tú esta noche, tú estás ratatá. Bueno, yo le voy a decir una cosa, primero que nada yo respeto, pero después del alcohol, todo lo que sea, fuego, fire, lo que usted quiera. Yo quiero que tú me enseñes si tú eres latino, tírate par de paso ahí, y ya. ¿Qué quiere, no? Par de pasitos, tírate. Todo lo que usted quiera. El dembow, tírate par de pasitos de dembow ahí. ¿Dembow, seguro? Tíratelo ahí. Bueno, perreo. Está bien, ahí está bien. Ay. Esta vaina se rompió. Ya, tiene novia. Ponte en posición budística. Está bien. Ponte en posición Bélgica. Está bien, vamos a darle. Ten cuidado, manito. Ya, estamos pronto. Bye. Ok. Ciao. ¿Cómo tú te llamas? Ana. ¿Qué? Ana. Parla più forte che non ti sento. Ana. Ok, ¿tú? Mary. ¿Tú sei di? Cuba. ¿De dónde tú eres? Di dove sei? Santo Domingo. Allora, io vi faccio una domanda. Allora, prima domanda, siete fidanzate? Sí. No. Ok, ya tú puedes venir con me a casa. Allora, tu... allora, tu perché sei qua da sola? Mi novio viene ahora. Ah, lui arriva adesso. Lo ami? Muchísimo. No, devi dirlo in italiano. Quanto lo ami? De aquí, tantísimo. Lo amo mucho. Pero yo lo dije. ¿Qué?
Wow, 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 leader! 2000. Allora, dall'1 al 10, quanto punti li date al custom? Dall'1 al 10, quanto li dai al custom? Está un poco fuerte esa. Pregúntale a ella. Un 10, un 10. Al de mi novio sí, un 10. No sé. No tengo como que, non ho un punto di riferimento. La domanda era semplice, era dall'1 al 10, ma non lo sanno. Non lo sanno. Ma dipende. Vi siete drogate? Vabbè, lasciamo lì.